Sì, io ho cercato di sottolineare con il mio breve intervento l'ambiguità della caduta del muro di Berlino. In che senso? Nel senso che con la caduta del muro di Berlino, da un verso ha assunto una forza e una preponderanza il processo di unificazione mondiale, quello che va sotto il nome di globalizzazione, ma dall'altra parte il fenomeno inverso, il riconoscimento delle identità nazionali e locali, ha preso piede con il male che era accaduto prima. Sono nati due processi opposti, per certi versi uno evoca l'altro e uno ha bisogno dell'altro, ma sono due fenomeni divergenti. Quando vediamo un muro caduto, vediamo da una parte cadere i confini, dall'altra parte vediamo riunificarsi un grande paese, la Germania. Di conseguenza l'ambiguità credo che sia inevitabile nella lettura del muro di Berlino. Dopo il muro di Berlino la società si è sentita sempre più legata al contesto planetario mondiale, ma dall'altra parte si è sempre più riscoperta, proprio perché era caduta quella matrice ideologica che frenava in qualche modo la ricomposizione dell'identità. È stata riscoperta l'identità locale, nazionale, la lingua, l'importanza del territorio, il significato da annettere appunto ai popoli e alla loro sovranità. E quindi credo che questa ambiguità sia connaturata alla caduta del muro di Berlino e rappresenta un po' la croce alla delizia del nostro tempo, perché nel nostro tempo si può dire con pari legittimità che siamo entrati nel nuovo ordine mondiale con una sola superpotenza e costellazione di altre realtà, ma si può anche dire che dopo la caduta del sistema bipolare siamo entrati in un mondo multipolare, in cui ci sono tanti mondi diversi, la Cina, l'Iran, l'India, oltre agli Stati Uniti, quel che resta della Russia, l'Unione Europea, e quindi con tanti soggetti l'Europa ha assunto un'altra fisionomia, una fisionomia abbastanza diversa rispetto a quella del passato. Direi il mondo intero ha assunto una diversa fisionomia, quindi il muro ha innescato un processo i cui effetti sono ancora assolutamente insondati, ma quello che a me resta il primo mistero, mi fermo qui per consentire poi ulteriori domande, resta a distanza di 20 anni il mistero della caduta del muro, cioè non esiste ancora una convincente spiegazione che ci dica perché è caduto, come è caduto, per quali ragioni non c'è stata una vera e propria resistenza da parte dei nostalgici del vecchio assetto, perché alcuni paesi si sono sciolti come burro al sole, pur avendo gerarchie militari, forze che erano in qualche modo rappresentative di un potere, e quindi il mistero di questo crollo improvviso credo che resti nella memoria e nell'intelligenza di ciascuno di noi. Aggiungo solo una considerazione per riagganciarmi all'introduzione. Io credo che uno dei fattori dirompenti, decisivi per la nascita dell'Europa e per la caduta del muro di Berlino sia stata la presenza di un pontefice come Giovanni Paolo II. L'idea che oggi ci si vergogni di rendere semplicemente la libertà, la possibilità ai popoli europei di esprimere la propria tradizione civile oltre che religiosa, che si manifesta anche attraverso il simbolo della croce, credo sia uno degli esempi della miseria dei burocrati e dei giuristi dell'Unione Europea.